Buongiorno! Buongiorno da Santo Stefano! Adesso è tempo di ricominciare la risalita pian piano. Stamattina a Gallipoli e la parte di Porto Cesareo che vogliamo rivedere dopo 12 anni, quindi ci vediamo a Gallipoli intanto. Ciao! Ciao! Freddo a Gallipoli? C'è sto vento che è una cosa folle, taglia proprio, Solettividissimo. ma c'è... Gallipoli, ragazzi, ha sempre il suo fascino, sempre bellissimo da vedere. Per visitarla, vedete il van in fondo là, abbiamo trovato questo parcheggio che è un po' fuori Gallipoli, quindi non avrete il caos del viale principale che è impossibile praticamente. 20 minuti a piedi siete su ai bastioni in punta alla città vecchia, tanta roba, 20 minuti alla fine di passeggiata, bello da vedere. Qui c'è anche una Coop, quindi adesso andrò a fare un po' di spesetta. Si può dormire da quello che c'è scritto su Park Fortnite, quindi sempre vabbè, in bassa stagione. ovviamente. Sì, no. Oltretutto in questa stagione, in bassa stagione, è gratuito, quindi secondo me è consigliato parcheggiare qui. Spesetta e poi direzione Trulli di Alberobello, tanta roba. Ma prima, signori, pranzo direttamente sull'acqua, pazzesco sto posto qua. Siamo vicino a Porto Cesareo, che è in fondo là, località dove venivamo noi in camping quest'anni. Guardate che spettacolo. Buon pranzo. Andiamo qui? Mamma mia, mangiamo qui, che spot, che spot. Spettacolo. Cioè, non so se rende l'idea dal video, non lo so. Signori, benvenuti ad Alberobello. Vedete alle nostre spalle l'area sosta, è l'unica che c'è ad Alberobello, è in centro ad Alberobello, Sì. Oltretutto, quindi comodissima per visitare i trulli che sono dietro di noi. Quindi partiremo adesso a piedi, sono le 3:30 del pomeriggio, c'è un sole bellissimo Ne ho vinti. e quindi prenderemo a piedi, andremo a visitare i trulli di Alberobello. 22 euro 24 ore, comprensiva di tutto, quindi corrente, carico e scarico. Ci sta. Sì, dai, ci sta. Sì, ci ma sta. no, in centro. Via i trulli. Noi ad Alberobello ci siamo già stati, ma non riusciamo a capire il perché non ci è rimasto un ricordo impresso e quindi è un po' come vederla per la prima volta. Sì. Suggestiva. Decisamente. Suggestiva e bellissimo. Allora, se proseguite per il corso principale, in fondo a sinistra c'è una scalinata, andateci su e lì c'è una terrazza panoramica dove avete tutti i trulli davanti, merita tantissimo. Tu guarda il destino che ti vuole far fare proprio pattinaggio su ghiaccio. No.
Viaggiatori, buongiorno. 27 dicembre. Barcati in Basilicata. Assolutamente sì, abbiamo lasciato la Puglia stamattina e abbiamo deciso di fare un giro in Basilicata, nello specifico a Matera, la città dei Sassi, che ci ispirava molto a visitare. E da Alberobello dista più o meno un'oretta, quindi abbiamo detto facciamo questa deviazione e giriamo. Abbiamo trovato questo parcheggio qui, siamo a circa un quarto d'ora a piedi dai Sassi di Matera, è libero e non ci sono servizi, però è gratuito, è molto comodo a piedi verso la città. L'unica cosa forse è che i stalli sono un po' storti, c'è qualche stallo più dritto nella parte sopra, però sono più compatti ovviamente. Vedo che la gente qui usa i cunei. Sì, qua sembra... Quindi dicono che sia consentito, tra virgolette, tollerato. Noi siamo storti per sicurezza. Esatto, abbiamo trovato un blog che spiega come visitare Matera in un giorno. Ve lo lasciamo ovviamente in descrizione, c'è una mappa con i punti di interesse per visitarla in autonomia se non volete prendere una guida. Quindi partiamo a piedi e partiamo a visitarla dalla piazza centrale, piazza Vittorio Veneto, Matera. Bella piazza Vittorio Veneto, lì si trova anche il Palombaro Lungo da poter visitare, che è un insieme di grotte scavate sotto piazza Vittorio Veneto che servivano a raccogliere e convogliare l'acqua piovana. È visitabile, però non sono ammessi gli animali, quindi proseguiamo. Che interessante ragazzi la visita alle case grotte, le case come erano una volta. Abbiamo speso 2 euro a testa, Sì, può poi entrare il cane. È molto interessante il discorso dell'audioguida Sì. che ti spiega 2 o 3 cosine, è bella proprio. Spettacolo. Allora, il paese è una sorta di labirinto praticamente, ci sono tutti questi viottoli, uno più bello dell'altro, Sì. e tanti portano a visuali così, che sono stupende. Ma mi ha avuto mille. Mamma mia, ce l'abbiamo consigliata in tanti, tutti ci hanno detto che è bellissima, però abbastanza inspiegabile. Sul video non so se renderà qualcosa, ma da visitare assolutamente. Sì. E ora proviamo a raggiungere quella roba lì, che è una chiesa rupestre, deve essere interessante.
volendo si può fare quel sentiero lì che fa il ponte tibetano, va su, si fanno tutte queste grotte qua e poi si arriva alle creste e si vede Matera. Da quel punto di vista deve essere magnifico. Che aperitivo direttamente sui sassi, passate in questo bar che è uno spettacolo. Tantissimo, davvero. Sprizzetto top, signori. Tanta Ora andiamo in roba. camper a mangiare perché siamo affamatissimi, ci vediamo dopo. Stamattina abbiamo visto Matera di giorno, ora siamo ritornati, è tramontato il sole da quarto d'ora, Sì. 10 minuti. Iniziano le prime lucine e vogliamo vederla di sera. Quindi questa, Ragazzi, è sempre più bella. sì, questa è Matera di notte. Ragazzi, da questo bar spettacolare, no. Ci vediamo un gin tonic dopo 14 km fatti in città oggi. Vi consigliamo di fare un aperitivo qua perché è gestivissimo, veramente bello. Noi adesso torniamo in camper, ci riposiamo, domani ripartiamo, altro giorno, altra meta. Ciao!